Vuoi vedere che ci siamo? Perché varie notizie. Mo si stanno rincorrendo velocemente le notizie di Rafa Marin. Sto guardando, sto studiando, mi sto portando un pochino avanti. Quando feci questo tipo di video per Nathan è perché ero quasi sicuro, adesso mi sembra cominciare. Amici bellini, diamo il benvenuto ad Antonio Ferri prima di tutto e a tutti i nuovi iscritti. Immagino che questo video potrebbe capitare sotto le mani di tanta nuova gente. Benvenuti, se vi va iscrivetevi al canale. Io sono Valerio Fluido, sto a New York e non capisco niente. Partiamo da questo presupposto, però vi chiedo i like e voi con grande generosità me li ridate. Rafa Marin chi è? Noi non possiamo fare finta che abbiamo guardato tutte le partite dell'Alaves, sarebbe una bugia. Spostiamoci con un'analisi tattica, vediamo un pochino, partiamo dalle basi. E prima di tutto è un difensore di 22 anni, da poco compiuti. Questo già è importante, perché non è che già ne ha 23. Da poco con 1,91 m, è un bel ragazzone. Spagna Under 21 nel giro della nazionale, già questo è importantissimo. Cittadino spagnuolo, non va a fare Coppe d'Africa. La faccia non vi ricorda già qualcuno? A me, fisicamente, ha ricordato subito Milenkovic. Però attenzione, a livello di caratteristiche, di come gioca in campo, me ne ha ricordato un altro. Quindi vi posso fare il paragone. Sapete, si ama sempre fare i paragoni e dobbiamo togliere da mezzo Albiol. Perché uno dice, quello che viene dal Real Madrid, ci dobbiamo arrivare con calma. Prima di tutto una cosa sfiziosa per me è sempre vedere i numeri di maglia. Nell'Alaves ha avuto il 16, però nel Real Madrid Castiglia, che poi non è altro che il Real Madrid B, le riserve dove loro crescono, ha avuto il numero 3, che è un numero da terzino sinistro, che lui ogni tanto ha anche fatto, attenzione, però destro naturale. Ha avuto anche il 41 nella parentesi con Real Madrid, il 16 di nuovo e il 34. Quindi il 16 è un numero ricorrente, potrebbe esserci affezionato, ci ragioniamo, però gli piace sempre il 3. Il 4 è un numero che lui ha scelto anche per il suo Instagram. Questa è una cosa sfiziosa che possiamo vedere sul suo Instagram, perché lui sul suo Instagram è Rafa Marin 4. E subito vediamo una cosa dal suo Instagram, a parte pochi followers perché è molto giovane, però questo 65.000 se viene annunciato al Napoli già diventa 165.000 secondo me. Lo monitoreremo, monitoreremo. Follower Giacomo Cosua è importante perché è creative direction del Napoli, è un fotografo per esempio, no? Un po' di foto del Napoli, ha partecipato alla cosa il Napoli nel mondo, la foto di Juan Jesus viene da lui, e insomma è un indizio, è più che un indizio. Tra quelle che lui segue vi potete divertire voi a vedere e me li segnalate nei commenti se c'è qualche segui particolare, ma insomma ritorniamo a cose di campo. Valore 7 milioni e mezzo, pare che il Napoli stia chiudendo a 7 milioni e onestamente già è un'operazione più alla Napoli. Capiamoci, quando mi si dice Hermoso, io spero che siano ancora valide le cose di Hermoso, buongiorno, sono meno, buongiorno, Hermoso sono molto entusiasta se si fa Hermoso, però sai già c'ha una certa età, le commissioni, è fattibile economicamente, ricordate il sicario, ce li abbiamo i soldi, però è meno un'operazione, questa qua è più un'operazione alla Napoli ed è più giusta, non è Nathan, perché dal campionato brasiliano comunque ti sei preso un bel rischio. Questo è scuola Real Madrid e scuola Real Madrid già mi dà più una sensazione di potenziale. Poi si deve fare, perché poi qualche tifoso può sempre dire ma se era buono ce lo davano a noi, però dobbiamo pure ragionare che ci hanno dato alcuni che per loro magari non erano buoni, ma per noi sono andati più che bene. Albiol, Callecon, poi Higuain l'abbiamo pagato, era buono per noi. Per loro poteva essere una riserva, poteva fare il co-titolare con Benzema. Non è detto che quello che non funziona da una parte. Pensate, i più anziani ricorderanno questo paragone. Edgar Davids, uno dei miei giocatori preferiti. Nel Milan non funzionò. Il Milan se lo pigliò, la tradizione degli olandesi. Nel Milan non funzionò, nella Juve era perfetto, diventò proprio un giocatore perfetto.
alle volte funziona e alle volte ha fatto 33 partite, il 71% dei minuti, il 71% delle volte è partito da titolare, 6 cartellini gialli, nessun gol. Dalle immagini che poi adesso ce le vediamo pure, rischio, ma ce le vediamo. Gol non ne ho visti, ho visto dei gol di testa magari quando era un po' più giovane, ho visto un palo, insomma l'altezza ce l'ha, si butta in avanti sui calci d'angolo, però non è proprio la sua specialità. E qui che vedete che ogni tanto si è anche destreggiato, si suol dire, sulla sinistra come terzino, ed è abituato a giocare a due. Fisicamente là somiglia pure un po' a Zaniolo, ma c'è di meglio come paragone. Insomma, sono andato a vedere questo Real Madrid Castiglia, da dove lui ha mosso i primi passi, e ho trovato una cosa sfiziosa. Insieme a lui in quella squadra nel 2020-2021 c'era Gutiérrez, di cui adesso stiamo parlando perché è il mancino del Girona, che può interessare sulla fascia sinistra, ma c'era anche un altro, oltre che Theo Zidane, figlio del più famoso Zinedine, c'era Hila, lo vedete qua, Mario Hila. Perché? Perché vi dico questo? Perché era proprio il profilo che vi avevo detto e che interessava dalla Lazio. Perché? Perché nel frattempo ha fatto il suo, si è svezzato nel campionato italiano, l'ho visto destreggiarsi bene in una Lazio non sempre performante, e piace Hila anche perché nasce con il Real Madrid. Non è detto che deve andare per forza bene con il Real Madrid, ma per la Lazio va più che bene, e per la Serie A va più che bene. Ecco perché il profilo mi diventa immediatamente interessante e mi sento già di dargli il benvenuto a Rafa Marin. Mario Hila, 23 anni, vedete, un po' più basso, però siamo lì, già il valore è un po' più alto perché ha giocato in Serie A, ma per me, dal modo di giocare, assomiglia a lui. Dovete accettarlo il paragone, non dovete fare Juventine, ma no, stiamo parlando di calcio. Federico Gatti, per alcune movenze e per l'altezza, per come è strutturato fisicamente, a me ricorda un po' Milenkovic, e un po' Milenkovic forse più per la rasatura dei capelli, ma per come gioca, per alcune scivolate, per alcuni interventi di testa mi ricorda Gatti. Non gli ho visto prendere a pugni nessuno, onestamente, se vogliamo, non è quel paragone lì, però proprio come tipo di Gatti, al di là della generale scorrettezza in campo che dobbiamo registrare senza paura di essere smentiti, è un bel difensore, è un difensore arcigno, un difensore convinto, che si butta anche in avanti, ogni tanto lo fa anche Mario. Non disdegna qualche lancio in avanti, ma ne abbiamo visti di più nelle immagini di quando era più giovane, immagini del Real Madrid B, nell'Alaves, cioè le immagini più recenti dell'anno scorso, degli highlights che ho visto un giocatore un pochino più l'appoggio semplice, concentrato, e ovviamente tu vedi solo le cose buone. Se fai un collage di tutte le cose ottime fatte da Ostigard, per esempio, esce fuori un video di 3 minuti di un ottimo giocatore, colpi di testa li prende tutti lui, e qualche scivolata bella l'ha fatta, qualche blocco, anche qualche lancio in avanti che va a buon fine. Ecco, il lancio è una cosa che ogni tanto viene mostrato e riesce anche, però non lo so se è proprio la sua specialità. Tra i rumors di mercato portava il Chelsea, però anche il Milan pare abbia fatto un sondaggio. Adesso vediamo, perché si stanno sbilanciando in tanti, compreso la prima fonte di Fabrizio Romano, che è Matteo Moretto, quindi tendo a crederci. Poi io spero che questo non escluda Hermoso. Se il Napoli, se Conte ha individuato in Buongiorno il suo centrale, si faccia lo sforzo e si vada avanti. A me interessa poco, l'hai strapagato, se lo vuole daglielo, in modo tale che non dai un alibi non dare alibi a Conte, altrimenti andiamo a 1001 notte. Daglielo, tanto è un giocatore che comunque è forte, è giovane e si fa, quindi non è che perdi valore, non credo che ci perdi valore. Quindi tutti e tre sarebbe una cosa che ci porta verso la certezza del modulo A3. Come riserve potresti avere Rachmani, o potresti utilizzare Rafa Marin centrale, o Rachmani centrale, Rafa Marin braccetto. È tutta da studiare questa storia qui, ma se tieni Hermoso e diciamo primo sostituto Nathan, se riesci a può essere
più plausibilmente Juan Jesus e Nathan lo mandi in prestito, sarebbe più logico mandarlo in prestito a giocare. Magari tieni Ostigard se vuole rimanere, perché non tratteniamo nessuno, sono tutti cedibili, gli scontenti non devono rimanere, quindi si va verso la difesa a 3 secondo me. E ora lasciate il like perché ci guardiamo queste cose, e se mi bloccano il video io lo devo rifare, lasciatemi like, mi date una mano, ma questo rientra nel fair play, nel fair use, questo è per educational purposes, sto modificando le immagini, quindi vediamo. La prima è una bella scivolata in 1 contro 1. Bene. Blocco. E poi qua di sinistro ha rimandato in avanti. Qua rischioso, scivolata da dietro, per fortuna si è. E qua ti danno il fallo in Italia, stai attento. 1 contro 1, ottimo. Bene, blocco col corpo. E qui credo che sia con Real Madrid, questa bella scivolata con Real Madrid. Questo è bellissimo, questo salvataggio. Salvataggio bellissimo. Qua non si capisce bene, però ancora in maglia verde con l'Alaves che poi ha. E un gollonzo l'ha fatto. Niente di che. Sì, fisicamente è proprio la fusione di Milenkovic e Gatti. Colpo di testa. Ancora questo l'avevo visto già in un altro video. Vediamo qualche lancio. Qua si ferma. Bene, questo mi è piaciuto. Che lanci finora non ne abbiamo visti. Ma ne faceva di più con il Real Madrid, onestamente. Un altro blocco. Qua è bene che non sia caduto l'avversario, perché questo era rigore. Insomma, qualche rischietto se lo prende. Ecco, cambio di gioco. Niente male. Sventagliata, vediamo se è difensore. No, questa è la sventagliata sua. Ecco, vedete, questi sono i lanci che ogni tanto abbiamo visto fare anche a Rachmani. Abbiamo visto fare a Ostigard, aspettavamo da Nathan, ne abbiamo visti molto di meno. Altro buon contrasto. Questo mi piace, fai finta di passare e vai avanti di un uomo. E ce l'ha la gittata, perché c'ha forza nelle gambe, è alto. Altro lancio, niente male. E qua questo è il momento dei lancioni. Ce l'ha. E vedete che molto spesso gioca da difensore sinistro anche col destro, come faceva Kim, Koulibaly. Qua la butta in avanti col sinistro, arriva a destinazione. Bello, mica male. Per me poi è un gesto tecnico bellissimo, il lancio che arriva sui piedi di un attaccante che è scattato, è uno dei gesti tecnici più belli se lo riesci a fare. Insomma, non dimenticate di lasciare un like e di commentare, e ringraziamo anche SVMM per queste immagini. Ma mi aggrappo, il ragazzo mi sembra talentuoso, onestamente. Ditemi voi a chi somiglia, che poi fisicamente somiglia a tanti di loro, è un po' particolare, ma sta crescendo, è proprio un ragazzino, l'abbiamo visto in fase ragazzino e poi che sta crescendo a 21-22 anni, è proprio quando sviluppano. Abbiamo visto Kvara arrivare cucciolissimo e sta diventando uomo sotto di noi, e su Kvara non vorrei ritornarci più perché non posso accettarlo. Sì, ho letto che delle dichiarazioni che però non erano successive a quelle della gente o del padre. Dobbiamo purtroppo aspettare le schermaglie tra il rinnovo, le cose, ma se poi non è una cosa di soldi ed è una cosa di prospettiva sportiva, voglia offrirgli 5 adesso, capace che non bastano. Se si impunta, come si fa? Speriamo bene, perché i procuratori rompono i cosiddetti,
quando si mettono a tuzzo rompono. Insomma, io mi sento di dire che Rafa Marin è un giovane di grandi prospettive, e basta che andate a fare il paragone con il video su Nathan, che è sul canale tra i più visti. Ero un pochino meno entusiasta, cioè Nathan ero possibilista, però io ho detto, non paragoniamo uno che viene dal Fenerbahce come Kim da uno che viene dal campionato brasiliano, perché si può pagare lo scotto, e si è pagato lo scotto. Qua vieni dalla Liga Spagnola, sei di scuola Real Madrid, qualcosa del Real ci ha visto in te, e il fatto che venga dallo stesso periodo di Hila, che poi andando alla Lazio fa molto bene, mi fa ben sperare. Deve andare tutto a meraviglia, non è detto che sia ancora fatto e chiuso, però mi sembra un colpo alla Napoli. Non è Albiol, ma non è Nathan. Mi sento di dire questo nel finale, ed è un colpo, ecco, è un colpo che non dispiace, non dispiace. Se ci aggiungi poi l'esperienza di Hermoso e la certezza di Buongiorno che non deve adattarsi al campionato italiano, che già lo conosce, ecco che si completa un pacchetto difensivo interessante da dare a Conte, e mi lascia decisamente contento e speranzoso che si possa fare cose ottime. Da New York, Valerio Fluido è tutto, chissà se arriverà all'ufficialità o se questo video diventa lettera morta, però sono convinto che si fa, perché i rumor, quando vi dico si fanno i nomi, sono usciti troppo presto e si fanno per troppi giorni, poi non si fa. Invece questo qua è uscito mezza volta, poi si è accelerato tutto insieme, tutti quelli di mercato si sono andati a accelerare, si fa, e adesso sembra proprio che si fa. Vediamo se non si fa, e poi vi fate sapere nei commenti. Lasciate il like, non vi preoccupate.